Addio Bassano del Grappa. Bentornata Bassano Veneto. A 92 anni dal giorno in cui il governo dell'epoca decise, per onorare la memoria dei caduti della Grande Guerra, di cambiare il nome della città da Bassano Veneto a Bassano del Grappa, tutto potrebbe cambiare di nuovo. Parte dalla città questa clamorosa richiesta che si innesta nell'alveo del percorso autonomista varato dai veneti con il referendum del 2017. Un modo per ribadire ancora una volta che il leone di San Marco ruggisce dalle sponde del Brenta e lancia un messaggio di identità a tutta la regione e a tutti i veneti nel mondo. La freccia è lanciata e non si torna indietro. Dal Ponte Vecchio la richiesta arriva in Canal Grande, dove il Consiglio regionale del Veneto ha già dato vita alle procedure per dare una rapida risposta alle istanze bassanesi. Scelta coraggiosa dell'amministrazione comunale di Bassano, è importante, noi creeremo una corsia preferenziale assolutamente, anche perché appunto il cambio di denominazione va fatto con legge regionale, quindi è importante che ci sia anche da parte del comune di Bassano questa volontà di riportare il nome all'antico denominazione che richiama comunque la regione Veneto. Una volta approvata dall'Aula, e questo appare certo dato l'entusiasmo riscontrato tanto in città quanto nell'Assemblea regionale, il pacchetto tornerà a Bassano. E allora l'onere e l'onore di cambiare parte del proprio nome spetterà proprio ai bassanesi. Il cambio di denominazione va fatto con un referendum cittadino, referendum comunale, e noi seguiremo appunto poi l'esito del referendum per fare la legge che deve cambiare o meno, in base all'esito del referendum, il nome del comune. Potrà pure cambiare la denominazione, ma il DNA bassanese è sempre il medesimo. È un DNA fatto di storia, tradizioni, cultura, arte, dedizione al lavoro e attaccamento alle proprie radici. Insomma, un vero DNA veneto.